Ciao ragazzi, a volte si trovano dei luoghi in cui veramente il tempo sembra essersi fermato. Luoghi come questo, la bottega di Stefano Pesavento, qui a Montagnana, dove appena si entra si viene praticamente immersi in un mondo domestico fatto di legno, perché questa è la materia prima utilizzata da Stefano per creare questi oggetti di uso quotidiano con legni di diverse specie e per scopi diversi, come tra poco scopriremo. Intanto però partiamo proprio da lui, da Stefano, questo artigiano creativo che ha scelto di fare questo mestiere per vocazione, per amore, per passione, arrivando da una storia familiare importante e sempre dedicata a questo ambito. Anche lui sembra veramente un personaggio di altri tempi, anche se in realtà con i piedi ben piantati nel presente e con un occhio attento rivolto anche al futuro, sul quale peraltro in giovane età aveva investito perché arriva da studi informatici. Però alla fine il cuore e la passione ha rivolto le proprie mani qui, con il legno nella bottega di famiglia. La mia famiglia fa questo lavoro da quasi 200 anni. Poi appunto personalmente dai 25 anni in poi, anche se comunque già lavoravo qua da 6-7 anni, anche più, mi è arrivata proprio la vocazione come lo Spirito Santo. Lo spirito legnoso mi è arrivato. Perché il legno? Cosa ti dà il legno? Tutto. Soddisfazione, piacere, bellezza, tutto. Quindi quando tu vai a sceglierlo, dici questo pezzo diventerà questa cosa perché? Diciamo che è il legno che mi dice, guardandolo, cosa posso trarre. Non impongo mai la mia volontà su un pezzo di legno perché mi sembra di snaturare la natura stessa di quel pezzo di legno, insomma. Dove prendi il legno che poi usi per costruire i tuoi attrezzi? Ma un po' da tutte le parti. Per esempio, dai giardini delle persone, tra cui il mio giardino. Ancora 8 anni fa ho fatto le potature necessarie alle mie piante e da lì appunto, dopo anni e anni di saccionatura dove non sapevo minimamente cosa fare di quei rami potati, mi è venuta l'idea di fare delle ciotoline più artistiche, diciamo, artistiche seguendo proprio la forma naturale del legno, o dei bicchieri per un uso quotidiano. Il legno dunque, la fonte di ispirazione di Stefano, che grazie al legno dà vita a tutto quello che vedete qui, praticamente il suo mondo. Ma essere artigiani in questo settore vuol dire innanzitutto maturare una competenza, una conoscenza specifica di questa materia prima, che significa conoscerne la provenienza, la tipologia, la destinazione per l'oggetto che vuole creare con le sue mani. E si tratta di una competenza e di una conoscenza che ti avvolge, ti coinvolge in tutti i sensi, letteralmente. Quanto contano i sensi nel lavoro che fai? Moltissimo, cioè sono tutti i sensi, perché dal tatto appunto che lo utilizzo per toccare l'oggetto, sentire com'è finito o meno, la vista per vedere quel che faccio, o per me, ma almeno anche moltissimo l'olfatto, perché lavorando ovviamente costantemente il legno, ogni legno ha una sua profumazione, ha un suo colore. Per esempio il cucchiaio che ho fatto in ulivo, l'ulivo mi ricorda molto il mosto quando è abbastanza fresco, essiccato perde un po' quella nota pungente. La robinia con cui ho fatto la ciotolina invece ha un odore molto forte, molto tanninico, o tannico, adesso non so come si dice. Quindi tu crei oggetti diversi in funzione della varietà del legno che usi? Assolutamente, perché certi oggetti vanno fatti con certi tipi di legno. Per esempio, gli oggetti che vanno ad uso con lo contatto alimentare devono appunto avere dei legni con poco tannino e comunque idonei al contatto alimentare. Non potrei utilizzare per esempio il castagno o il rovere perché hanno un elevato tasso di tannino all'interno che tenderebbero a colorare di giallo poi gli alimenti e a renderli totalmente amari. Il legno va essiccato? Assolutamente. Sempre? Non sempre, dipende dalla tecnica di lavorazione e dall'oggetto che devi finire. Diciamo, per fare la maggior parte dei prodotti è meglio un legno essiccato. La famiglia di Stefano è, e credo lo sia tuttora, soprannominata i mastelari, ovvero coloro che facevano botti, tinozze, mastelle, secchi e quant'altro, insomma, l'arte di famiglia. E mi è piaciuto molto ragionare con lui, con Stefano, sul significato di questo lavoro, che è bucolico da vedere, affascinante da ascoltare,
ma tutt'altro che semplice da portare avanti se dietro sé alla base non si ha una grande passione come quella che lui ha ereditato dalla sua famiglia. Ha raccolto il testimone e adesso lo sta portando avanti con grande impegno, facendo sì che questo mestiere continui a vivere, un mestiere sempre più raro. Hai scelto una linea di oggetti ben precisa che sono attinenti all'ambito domestico. Perché questa scelta? Perché ho il piacere che le persone utilizzino un prodotto bello, sano, per fare da mangiare. Fare da mangiare per me è una delle cose più belle, insomma, che possiamo fare ai nostri amici, parenti, ai nostri cari, Quindi c'è anche un pensiero emotivo quando ci lavori. su ogni pezzo. Cosa vuoi che la gente ricordi di te quando hanno in mano un oggetto che fai tu? Quello che hanno in mano. Infatti non firmo nulla di quello che faccio, non me ne frega di apparire in qualche senso. L'importante per me è che il pezzo d'artigianato che hanno in mano gli comunichi. Mi viene da definirti uno degli ultimi artigiani romantici, o uno dei pochissimi. Ti senti così? Beh, insomma, pochi artigiani, ormai siamo stati pochi perché appunto è un lavoro comunque che ti deve nascere dentro. Se non c'hai un'indole giusta, questo lavoro qua è un lavoro abbastanza pesante, altrimenti ti dà delle soddisfazioni che sono impagabili da qualsiasi altra cosa. Entrando qui dentro si ha un po' un senso di amarcord. Lo vivi anche tu? Guarda, no, perché è la mia vita. È la mia vita, dunque cioè, questo ambiente sono io, perché comunque io ci passo metà della mia vita all'interno, qui dentro, e per me è tutto naturale, è un'estensione del mio essere. La polvere e la creatività, la povertà della materia prima, ma anche la grande ricchezza della memoria. In una parola, la poesia di questo mestiere, sia qui, dove c'è praticamente il punto vendita, sia nel laboratorio quando Stefano lavora. E allora mi viene subito spontaneo pensare a quanta strada abbiamo fatto e stiamo facendo su un altro fronte, al quale peraltro Stefano non è affatto estraneo, ovvero il grande impatto tecnologico del terzo millennio, dall'internet all'intelligenza artificiale. Si tratta di nemici? Certamente no, io la penso come Stefano. Ovviamente quello che conta è saperli considerare come degli strumenti che possono fare del bene alla nostra vita e non come un fine. Qual è il senso di un mestiere come il tuo nell'epoca anche dell'intelligenza artificiale o comunque dell'accelerazione tecnologica? Va calmo, sta tranquillo. Non so, è un mestiere in controtendenza perché faccio delle cose che hanno sempre fatto i nostri avi. Non mi spaventano queste tecnologie, anche se comunque le trovo molto utili e non sono assolutamente da demonizzare perché usate nella giusta maniera saranno il futuro e sono già in parte il nostro futuro. Però ci sono cose che fanno parte del nostro passato che sono tuttora il nostro presente e saranno il nostro futuro. Tipo il valore delle mani? Tipo il valore delle mani. Non ricordiamoci, appunto, guarda solo come rappresentano i grandi artisti nelle sculture le mani. Le mani sono sempre grandi. Mani grandi, cuore grande.